trasmettere. C'è questa sensazione che tutto vada peggio, che alimenta questa sensazione di impotenza, produce un senso di rassegnazione e quindi in ultima istanza disimpegno, questo è l'obiettivo per cui viene alimentata, è infondata. Io ho iniziato ad avere qualche indizio di questo quando, ad esempio, mia madre, che era medico primario, centro trasfusionale della nostra città, era in pensione, per fortuna fa la nonna, devo dire. Quando mia madre, appunto, portava in casa tanto materiale, eccetera, mi portò proprio durante il periodo in cui c'era l'allarme, vi ricordate, mala sanità? Ve lo ricordate? 2003, giusto se non sbaglio? Mesi e mesi solo scandali, mala sanità, eccetera. Mi portò a questa ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in cui si sosteneva, in un libro di 700 pagine, abbastanza ben articolato, che l'Italia era il secondo miglior sistema sanitario al mondo dopo quello francese. Ora, due considerazioni: una, complimenti ai francesi; due, si può sempre fare di meglio, siamo qui questa sera sicuramente per fare di meglio, però essere secondi al mondo su 190 paesi e piangerci addosso, bisogna proprio essere italiani. Se trovassimo il modo di esportare questo, diventeremo ricchissimi, saliremo il nostro bilancio. Io dico, ma com'è possibile che ci sia uno scarto così grande fra la realtà e la percezione della realtà? Ebbe qualche indizio di questo genere, oppure temi che io conosco molto bene, ero consapevole del fatto che stava diminuendo la povertà, il lavoro minorile, progressi straordinari, e però vedevo messaggi che andavano nella direzione opposta in tutte le TV e le radio. Mi sono chiesto come mai. Ho voluto fare questa grossa ricerca e il risultato è stato abbastanza sconvolgente, perché ho messo in luce tutti i progressi realizzati, invisibili assolutamente, grazie all'impegno della società civile. In questo modo, delegittimando la radice e smontando tutto quell'allarmismo e catastrofismo che non fa altro che produrre un senso di impotenza nei nostri ragazzi. I nostri ragazzi si tirano i remi in barca, non c'è più nulla da fare. E non solo i ragazzi, forse. Credo che invece il modo migliore per produrre attivismo, impegno, cambiamento, sia quello di mostrare i frutti dell'impegno di queste persone. E sono grandi, insisto. Smontando anche tutto quell'allarme, quel terrore che la TV ci instilla nei nostri cuori. Io devo dire, non so, voglio farvi soltanto qualche esempio proprio così, che credo sia un po' nell'immaginario di tutti. Quando io vado, per esempio, all'uscita della scuola, prende la mia bambina che fa la terza elementare, e allora osservatore, grazie, osservatore. E noto a quel punto, diciamo, di fronte alla porta, a 2 minuti dall'uscita, tutti i genitori apparentemente in modo civile disposti in sedicenti. Fino a quando, tutto abbastanza regolare, fino a quando non suona la campanella. A quel momento, ecco che le migliaia di ore di condizionamento della TV entrano, scatta la campanella, è il suono che fa scattare. Ed ecco che vedete che inizia questa lenta azione di questo genere. Cioè vedete che proprio i genitori che fino a prima erano a parlare iniziano a fare questa cosa. Certo continuano a parlare, magari in maniera apparentemente. E lentamente, ma inesorabilmente, si avvicina al punto che alla fine, quando suona, cioè quando i bambini escono come vorrebbero uscire, i genitori non solo civilmente dicono, ma sono tutti quanti. Che io mi faccio la domanda, sono i bambini che devono uscire o i genitori che devono entrare? No, scusate, la domanda, ma perché mi sono chiesto che problema ci sarebbe a rimanere a 2 o 3 metri? Capite che sono degli indizi, queste cose sono importanti. Io dico, può essere anche che il bambino ce la faccia a venire senza farsi rapire da un pedofilo, da uno stupratore. Può essere che i cecchini sul tetto, sicuramente ci saranno, ma magari sbagliano mira una volta. Può essere che quello che si sta per buttare dal tetto con i bungee jumping per catturare il nostro figlio, rapirlo e vendere gli organi all'estero, sicuramente, magari quel giorno prende il vicino. Non è detto che proprio ce la fanno anche le tartarughine. Avete presente quando vengono deposte sulla sabbia e devono arrivare al mare, no? E invece no, tutti accalcati. Indizi del terrore con cui convive la popolazione. Vado al parco e dice, portiamo la bambina al parco, andiamo a rilassarci al parco. A rilassarci. E i genitori terrorizzati. Dov'è? Beh, che sì, sarà lì, sono messo lo scivolo sull'altalena. Non lo vedo? Dov'è andato? Dove sei? Dove vuoi che sia?
proprio un pedofilo dietro ogni albero. Cioè è un livello di allarme infondato, allarme e sicurezza, salvo poi scoprire che abbiamo visto diminuire del 65% gli omicidi in Italia negli ultimi 15 anni, sia quelli della popolazione italiana sia quelli a carico della popolazione straniera, sono crollati tutti i tassi di criminalità. Dov'è questo allarme? Mi potete far vedere dei dati? Io voglio vedere dei dati ufficiali. Dove sono? Io li so i dati, me ne raccontate. Sono invenzioni, vere e proprie invenzioni, finalizzate ad altri fini, quindi, insomma, si vede anche chi raccoglie i frutti di questa strategia del terrore, diciamo, no? Di alimentare un clima di insicurezza continuo che legittima tutte delle strategie, diciamo, scelte di un certo tipo. Voi poi qua dovreste sapere abbastanza bene chi è che raccoglie, tira le fila di questa strategia comunicativa, d'accordo? Che mente spudoratamente rispetto a tante cose. Mente. E non è questione di punti di vista, di gusti, a me piace il verde, a me piace il blu, quindi ognuno si tiene i suoi gusti, no, questione di numeri, di dati. Se io dicessi che gli italiani sono più dei cinesi, non starei esprimendo un'opinione, direi cazzate, noi siamo 60 milioni, loro sono 1,5 miliardi. Non si può dire, è falso, non è un'opinione. Attenzione, la cronaca nera è scomparsa, o meglio, è scomparso l'aggettivo. Una volta c'era la cronaca nera, perché era una parte della cronaca che si definiva. Ora è scomparso l'aggettivo, perché la cronaca, tutta la cronaca è quella. Se io accendo un TG, sono solo stragi, omicidi, incidenti, slatine, valanghe, stupri, cioè furti, non c'è altro. Visto che questa non è la realtà, perché c'è anche dell'altro, ci sono anche tantissime notizie straordinarie che meriterebbero di essere date e invece sono invisibili, io ho scelto di dare voce a queste. Qui, come in parte di copertina, questo logo abbiamo messo questo, fa più rumore un albero che cade, ma noi abbiamo scelto di raccontarvi la foresta che cresce.